Appassionati di calcio e di Lega Pro, buonasera da Daniele Emanuelli, stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo, dove tra poco scenderanno in campo le formazioni di Sant'Arcangelo e Ancona. Ricordiamo si gioca la 31esima giornata del campionato di Lega Pro Girone B. Passiamo subito alla lettura delle formazioni, iniziando dai padroni di casa che si schierano con il 4-3-1-2. Il numero 1 Michele Nardi, che è anche il capitano, il numero 2 Traoré, il numero 3 Giovanni Rossi, il numero 4 Togordò, numero 5 Cola, numero 6 Capitanio, numero 7 Bisoli, numero 8 Garufi, numero 9 De Respinis, numero 10 Ridolfi, numero 11 Falconieri. A disposizione per il tecnico Cutone siedono in panchina il numero 12 Lombardi, il numero 13 Adorni, il numero 14 Possenti, il numero 15 Argeri, il numero 16 Pedrabissi, il numero 17 Radoi, il numero 18 Graziani. Passiamo ora alla lettura della formazione dell'Ancona, della squadra dunque ospite, che si schiera con il 4-3-1-2. Qui c'è anche una novità che tra poco vi dirò. Il numero 1 è Lori, numero 2 Parodi, numero 3 D'Arozia, numero 4 Camillucci, numero 5 Dierna, numero 6 Mallus, numero 7 Tulli, numero 8 San Pietro, numero 9 Papponi, numero 10 Bondi e numero 11 Paoli. Proprio lui è stata la novità di formazione iniziale, perché nel riscaldamento si è infortunato Di Ceglie, ha preso dunque il suo posto Paoli e in panchina invece va Mammozzi. Andiamo a leggere dunque anche la panchina della formazione ospite. Con il tecnico Cornacchini siedono in panchina il numero 12 Aprea, il numero 13 Cangi, il numero 14 Mammozzi, il numero 15 Risai, il numero 16 Tavares, il numero 17 Cognini, numero 18 Morbidelli. Arbitra la gara il signor Sassoli Federico di Arezzo, coadiuvato dai due assistenti che saranno nell'occasione Bercilli Filippo di Valdanno e Livorsi Lorenzo di Firenze. Dunque tutto pronto per il calcio d'inizio. Sant'Arcangelo in tenuta giallo-blu, mentre l'Ancona nella solita tenuta completo rosso con numeri bianchi. Davvero tutto pronto per il calcio d'inizio. Il direttore di gara sta per fischiare adesso, eccolo qui, Sassoli Federico di Arezzo. Ricordiamo che arbitrerà questa gara e dunque si parte con l'Ancona che giostra il primo pallone. Il numero 5 Dienna lo lascia sfilare tra i piedi del portiere Lori, subito lo dà al proprio compagno di reparto e prova a impostare adesso la prima azione del match, la formazione ospite. Lancio lungo a cercare la testa di Paponi, passaggio corto a cercare il compagno più vicino del reparto offensivo. Ancora l'Ancona che gestisce il gioco, lo fa sulla parte destra con il numero 4 Camillucci, che arriva puntualmente sul pallone ma viene chiuso dall'avversario, guadagna una rimessa laterale, rimessa che sta per essere battuta dal numero 2 Parodi. Si sistemano i giocatori in avanti, va a prendersi il pallone proprio il compagno Paulico, la affida nuovamente al numero 7 Tulli. Questi è invece il numero 2 Parodi, che mette al centro dell'area di rigore. Riesce comunque la difesa del Sant'Arcangelo ad allontanare il pericolo. Ancora l'Ancona che arriva per più sul pallone, ma il Sant'Arcangelo riesce a mettere a terra la sfera con Giovanni Rossi. Adesso è il centrocampista più vicino, si tratta di un'occasione di Ridolfi che prova a giocare il pallone, lo fa malamente, recupera l'Ancona il pallone ma solo per un istante, perché Giovanni Rossi subito innesca in avanti il numero 9 De Respinis, lui è ex Mantova, viene fermato. Ridolfi che si getta sul pallone, prova ad arrivare per primo dell'avversario, invece è ottima la chiusura ad opera del numero 6 Mallus. Continua a giostrare il pallone l'Ancona, lo perde in questo caso, il Sant'Arcangelo lo recupera per un istante ma guadagna anche una rimessa laterale per via della chiusura del numero 4 Camillucci. Giovanni Rossi in avanti va a cercare il numero 9 De Respinis, mette al centro il pallone, reclama una deviazione, così è, quindi dunque primo corner del match a favore della formazione di casa. Si gioca, ricordiamo, di fronte a 420 spettatori, 20 sono i tifosi provenienti dalla vicina Ancona. Ricordiamo che Sant'Arcangelo Ancona c'è una distanza in linea di macchina di 1 ora e mezza, quindi trasferta non proibitiva soprattutto per i tifosi marchigiani. Tutto pronto per questo corner, vediamo che Sant'Arcangelo proietta in avanti i propri giocatori, migliori saltatori. Viene anticipato adesso il giocatore del Respinis, recupera la sfera, sempre la formazione giallo-blu, lo fa adesso con il numero 7 Bisoli che viene chiuso sul più bello, prova a ripartire l'Ancona che si accontenta, si fa per dire, di una rimessa laterale. 0-0 il risultato quando se ne sono andati 2 minuti 8 secondi sul cronometro. Davvero subito il Sant'Arcangelo ha provato a premere nella area avversaria con questo corner che non ha portato ai frutti sperati, dunque è proprio la formazione di Cutone che prova a giostrare il pallone ma lo recupera Camillucci. Adesso c'è un po' d'ordine messo da opera del numero 8 San Pietro che fa giocare i propri compagni della difesa. Questo è il lancio lungo ad opera del numero 6 Mallus, va a pescare sulla parte opposta Dorazio. E ancora Mallus in avanti, va a cercare lo scatto del numero 7 Tulli, recupera la sfera il giocatore dell'Ancona, il numero 10 Bondi, che al momento della conclusione cicca il pallone, dunque nulla di fatto. L'Ancona si accontenta nuovamente di una rimessa laterale che sta per essere battuta dal numero 2 Parodi.
proprio sotto la nostra postazione. Ecco Parodi che gioca con il compagno più vicino, qui non scatta l'intesa tra i due, sbaglia l'appoggio numero 8 San Pietro e dunque rimessa laterale regalata in questo caso a Sant'Arcangelo. È pronto adesso la battuta il giocatore Giovanni Rossi, uno dei reduci dell'esperienza del Sant'Arcangelo con il salto nei professionisti. Lui è arrivato in verità alla seconda stagione qui a Sant'Arcangelo, seconda stagione che iniziò con l'allenatore Masolini e poi con sul subentro, la stagione in corso ad opera di Agatino Cutone. Dunque uno dei giocatori che ha già vissuto la prima esperienza proprio qui a Sant'Arcangelo con il mister, che è stato richiamato poi al campionato in corso per sostituire Fabio Fraschetti. Adesso è l'Ancona che giostra il pallone, lo fa con Parodi, lancio lungo a cercare in avanti la testa di Paponi, scambio corto con Bondi che apre il gioco per Camillucci, in avanti si fa vedere adesso il numero 7 Tulli. Protestano i tifosi locali per un fuorigioco che non viene visto dal direttore di gara, ma anche l'Ancona adesso va a guadagnarsi il primo corner del match. Dunque 1-1 il conto dei tiri dalla bandierina sia per il Sant'Arcangelo che per l'Ancona. È sicuramente una partita delicata l'Ancona, perché vorrebbe comunque consolidare il posto in zona playoff. Il Sant'Arcangelo è comunque alla ricerca di punti salvezza, vedendo anche i risultati di quest'oggi, di questo pomeriggio. Davvero il Sant'Arcangelo potrebbe allontanarsi dalla zona rossa. Primo corner che dunque sta per essere battuto da Bondi, tutto pronto. Bondi non ha bisogno di presentazioni, un giocatore che è stato per molti anni in Serie B e i suoi anni migliori sicuramente vissuti ad Arezzo. Questo è il traversone al centro dell'area, qui c'è il giocatore in maglia rossa, si trattava in un'occasione di Dorazio che ha tentato la battuta al volo, non gli è riuscita, poi ha commesso fallo e dunque calcio di punizione fischiato al Sant'Arcangelo con il portiere capitano Michele Nardi pronto alla battuta. Se ne sono andati sul cronometro 5 minuti proprio in questo istante. Sant'Arcangelo 0, Ancona 0. È proprio Michele Nardi l'incaricato di questo calcio di punizione. Con molta calma il portiere capitano del Sant'Arcangelo va alla battuta. In questo istante lancio lungo a cercare Del Respinis che viene anticipato. Bondi recupera la sfera a centrocampo, ancora l'Ancona che giostra il pallone, scambio tra Papponi e Tulli, poi viene fermato Tulli proprio al momento di ricevere il pallone, pronto Dorazio a rimetterlo in gioco. Studia un attimo il posizionamento dei compagni, poi sceglie la rimessa lunga a cercare Bondi sulla parte di sinistra d'attacco della formazione marchigiana. Ancora Bondi che va al traversone, lascia sfilare il pallone Nardi e poi dalla parte opposta ci pensa Giovanni Rossi andare a guadagnare una rimessa laterale che permetterà dunque al Sant'Arcangelo di respirare. È pronto proprio Giovanni Rossi di caricarsi di questa rimessa laterale. Dicevo che lui invece è arrivato al secondo anno qui a Sant'Arcangelo, secondo anno che Sant'Arcangelo militava per l'appunto nel calcio professionistico. Bondi, ancora Bondi, va alla conclusione dalla distanza, non inquadra il bersaglio e dunque nulla di fatto. Poi parlando di giocatori davvero importanti, quest'oggi mancano tanti giocatori al Sant'Arcangelo, soprattutto a centrocampo in attacco, squalificati, lo ricordiamo, Guidone che è l'attaccante per l'appunto, e il centrocampista Francis Obeng, determinante soprattutto nelle ultime partite, in particolar modo a Reggio Emilia con il pareggio riacciuffato da Sant'Arcangelo contro la Reggiana in casa della Reggiana e poi soprattutto nella vittoria interna del Sant'Arcangelo, l'ultima qui al Mazzola contro il Savona. Questi intanto è Parodi che va a guadagnarsi un calcio di punizione per un fallo ricevuto dal numero 8 Garuffi, anche per lui una partita importante, è arrivato a gennaio, sta giocando titolare questa sera in virtù anche dell'assenza di Francis Obeng, un giocatore comunque che arriva da una squadra prestigiosa come il Catania, che attualmente gioca in Serie B. Intanto lancio in avanti di Parodi, va a cercare Giacomo Tulli, recupera la sfera Papponi, la allarga in maniera intelligente per il numero 4 Camillucci, prova a salire lui, scambio sempre con Tulli, molto mobile il numero 7 Giacomo Tulli, serie di finte, ancora Tulli va al traversone, guadagna una rimessa laterale, dunque vediamo con molta calma, si incarica proprio delle esecuzioni numero 2 Parodi che va a prendersi il pallone proprio dal raccattapalle e si accinge dunque a rimettere in gioco il pallone. Vediamo il numero 2 Parodi, va alla battuta in questo istante, gli va incontro il compagno di squadra, ancora Parodi, va al traversone lungo a cercare dalla parte opposta il compagno, traversone al centro, viene anticipato Bondi, ma secondo il direttore di gara ha commesso fallo, dunque calcio di punizione a favore del Sant'Arcangelo, si rimane sempre sullo 0-0. Vediamo che è pronto per questo calcio di punizione il portiere capitano Michele Nardi.
Vediamo se si affiderà al compagno più vicino Claudio Cola oppure se effettuerà il rilancio lungo. Intanto c'è un diverbio tra il direttore di gara e Agattino Cutone. Di solito Cutone è sempre un allenatore molto esemplare per quanto riguarda il corretto comportamento da tenere in campo, lo si vede poco protestare. In questo caso si è preso, chiamiamolo così, una piccola munizione da parte del direttore di gara. Ci è sembrato un po' strano, diciamo la verità. Intanto lancio in avanti, Paponi viene innescato dal compagno di squadra, ma c'è un fallo visto a centrocampo dal direttore di gara a favore dei padroni di casa e dunque già battuto questo calcio di punizione dal numero 4 Togordò. Ancora Togordò che tocca il pallone, cerca di innescare il compagno più vicino e Sant'Arcangelo che giostra ancora il pallone sempre nei piedi dell'ex Albino Leffe. All'indietro il pallone per il numero 6 Capitanio, che qui sbaglia l'apertura tra le lamentele del pubblico locale. Parodi va subito alla battuta, innesca Giacomo Tulli, ancora Tulli che tiene palla all'indietro sempre per il compagno Parodi che non corre rischi, si affida a sua volta al numero 5 Dierna. Passaggio corto per il numero 6 Malus, si parte dalla propria metà campo, eccolo qui Malus che supera adesso la linea di centrocampo, poi apre in maniera perfetta dalla parte di Parodi, maniera perfetta per modo di dire, perché Parodi è costretto a effettuare una scivolata e non riesce a tenere in gioco il pallone, leggermente arretrato questo passaggio, rivedendo appunto l'immagine da parte del numero 6 Malus. Giovanni Rossi di testa, colpo di testa a favorire De Respinis, addirittura di petto per Giovanni Rossi, riesce comunque a guadagnare una rimessa laterale. Si fa vedere anche lì davanti Garuffi, invece questi è il numero 10 Ridolfi, ancora Ridolfi, poi Giovanni Rossi che arriva più sul pallone, lancia a cercare De Respinis, lo protegge, viene fronteggiato da due avversari, messo a terra, lascia proseguire il direttore di gara, tutto regolare secondo il suo giudizio. Vediamo Giovanni Rossi che recupera la sfera a cercare Ridolfi prova a farsi spazio sull'asse di sinistra e viene chiuso da due uomini, per l'esattezza nell'ultimo caso dal numero 4 Camillucci. È pronto adesso Giovanni Rossi alla battuta di questa rimessa laterale che sarà eseguita dalla parte sinistra d'attacco della formazione del Sant'Arcangelo Casa. Non cambia il risultato, fermo bloccato sullo 0-0. Tanto anche il direttore di gara, vediamo che sistema i propri cartellini, aveva fermato per un istante il gioco, si riprende a giocare adesso. Ridolfi, tocco corto per Giovanni Rossi, in avanti a cercare De Respinis che viene anticipato, questo invece è il numero 6 Capitanio che arriva in scivolata, però regala il pallone a Tulli che fa ripartire i suoi dalla parte opposta. Vediamo se arriva sul pallone il giocatore numero 3 Dorazio, eccolo qui, viene servito adesso attraverso una centrale a cercare la testa di Paponi, viene anticipato e ostacolato da Cola ottimamente, pallone che termina in fallo laterale, dunque rimessa ad opera dell'Ancona che continua a premere sull'acceleratore, sta cercando la squadra di Cornacchini di sbloccare il risultato. Questi sono punti importanti per consolidare la zona playoff e perché no, sognare si può. Intanto ancora una volta l'Ancona prova sulla sinistra a sbloccare il risultato, intanto c'è un traversone che viene respinto in fallo laterale, Dorazio va alla battuta, scambio corto con Tulli, ancora Dorazio prova sempre sull'asse di sinistra ad eseguire il cross, viene contenuto dalla retroguardia giallo-blu e poi va a guadagnare la difesa del Sant'Arcangelo un'importante rimessa laterale che permette un attimo agli uomini di Cutone di riorganizzare le idee dopo un momento difficile. È pronto Traoré dalla parte opposta, va adesso alla battuta di questa rimessa, va a cercare il compagno, si trattava del numero 4 Togordò. Continua a lottare il centrocampista ex Albino Leffe, lancio in avanti, questa volta colpisce malamente il numero 2 Traoré, pallone regalato all'Ancona che aveva già battuto la rimessa. Camillucci in avanti a cercare il compagno più vicino, ma ottima la lettura di gioco ad opera di Togordò. Questo è invece Giovanni Rossi in avanti, cercava l'intesa con De Respinis e la ottiene, poi cerca di far partire sulla parte sinistra Garuffi che viene chiuso ottimamente da Dierna in fallo laterale. Giovanni Rossi all'indietro, questo è invece Ridolfi fronteggiato ottimamente da Tulli che recupera la sfera, l'abbiamo detto, Tulli molto mobile, addirittura in fase di ripiego nella propria metà campo, ma è Sant'Arcangelo che arriva nuovamente per primo sul pallone. Togordò all'indietro per il numero 6 Capitanio che non corre rischi, all'indietro a sua volta per Michele Nardi. E ancora il Sant'Arcangelo con molta calma invita proprio Nardi i suoi a gestire meglio la situazione. Intanto all'indietro Capitanio per Michele Nardi, vedete proprio Nardi che allarga le braccia facendo i suoi di salire. La squadra ha bisogno proprio di essere spronata e chi meglio del capitano per fallo. Lancio in avanti, De Respinis non trattiene in campo il pallone, dunque rimessa laterale per l'Ancona. Agattino Cutone fornisce gentilmente il pallone all'avversario, questo è il numero 2 Parodi pronto alla battuta, in avanti a cercare Bondi.
Eccolo qui il numero 10, se ne va con un dribbling delizioso, ancora Bondi, prova a far salire lui la squadra, poi da dietro, ottimo l'intervento di Dimitri Bisoli, proprio cola all'indietro per il portiere Michele Nardi, lancia in avanti a cercare il giocatore Falconieri che non riesce a farsi spazio e dunque rimessa per l'Ancona. Sul punto di battuta c'è Dorazio proprio sotto i sostenitori della formazione dorica. Questi invece il numero 2 Parodi, prova a salire lui, se ne va Parodi, fronteggiato da un avversario, qui alla meglio De Respinis, bravo in fase di disturbo, subito Giovanni Rossi prova a innescare il contropiede della squadra di casa, Rossi scambio con Ridolfi, a terra prova a giocare il pallone, ancora scambio con il numero 8 Bisoli, prova a involarsi De Respinis, viene chiuso dall'intervento del numero 6 Mallus, bravissimo in fase di lettura a chiudere, ad anticipare l'avversario, prova a spingere il Sant'Arcangelo adesso, lo fa contro Gordò che va a guadagnare, vediamo se il secondo angolo della partita, così non è secondo il direttore di gara, dunque si rimane fermi sul risultato di 0-0, ma soprattutto anche sul conto degli angoli che rimane invariato, uno per il Sant'Arcangelo battuto fino a questo momento e uno per l'Ancona. Ricordiamo che si gioca di fronte a 420 spettatori, 20 circa i tifosi dorici provenienti da Ancona, forse qualcosa in più, 20-30 diciamo fino a questo momento. Questo invece è Dierna, colui che riceve il pallone in quest'istante, lancio basso, sbaglia proprio l'appoggio Dierna permettendo al centrocampo del Sant'Arcangelo di recuperare la sfera, prova a farsi vedere dalla parte opposta il numero 8 Garuffi, non viene servito, questo invece Giovanni Rossi al centro per De Respinis, bella la finta d'opera dell'attaccante ex Mantova ma non viene letta anche dal compagno di squadra, ma adesso Ridolfi prova a involarsi, aveva lui anticipato ottimamente il difensore dell'Ancona, si è proiettato in avanti, secondo il giocatore, il centrocampista Sant'Arcangelo c'è stato un fallo di mano in area di rigore non sancito dal direttore di gara, dunque si continua a giocare. Adesso c'è una rimessa a favore della formazione dorica, qualche protesta dei supporters locali per questa azione, questo assolo di Ridolfi fermato sul più bello a loro modo di vedere da una mano dorica. Le immagini non ci hanno aiutato nell'occasione, ma si rimane comunque sul risultato di 0-0. Qui Paponi si fa spazio, buona la protezione del pallone in favore di Bondi, serie di finta d'opera del centrocampista ex Arezzo, passaggio corto per Camillucci, dietro c'è anche Parodi pronto a ricevere il pallone, invece preferisce andare dalle parti del numero 5 Dierna, a sua volta all'indietro per Mallus, scambio tra i due centrali dell'Ancona. Ancora Mallus che riceve il pallone, prova a salire lui, uno sguardo lì davanti, non si fa vedere nessuno, ancora Mallus, lancio in avanti alla disperata cercare Tulli, questa volta non preciso il centrale dorico e dunque pallone che si spegne a fondo campo, se ne sono andati nel frattempo 16 minuti di gioco, 0-0 il risultato, non ci sono state particolari occasioni da rete. Michele Nardi va al rilancio in questo momento, qui anticipa il giocatore del Sant'Arcangelo, il numero 8 San Pietro che poi perde palla, ancora il Sant'Arcangelo in avanti, si fa vedere con De Respini, si prova a farsi largo lui, casca anche per terra ma l'arbitro lascia proseguire, si lamenta un po' De Respinis, rimessa in questo caso per l'Ancona, c'è il numero 3 Dorazio pronto a rimettere in gioco il pallone, lo fa in questo istante servendo il pallone a Paponi che vince il contrasto e ottiene una rimessa laterale. Ancora Dorazio pronto alla battuta con molta calma, in avanti il pallone a servire il compagno più vicino, la recupera a centrocampo Ridolfi, all'indietro per Togordò, prova a salire lui, ancora l'ex centrocampista della Vinolef, prova a innescare Falconieri che viene fermato sul più bello e dunque rimessa laterale sempre per il Sant'Arcangelo, è pronto Traoré alla battuta sulla parte destra d'attacco della formazione giallo-blu. Traoré in avanti, qui si cercano anche i centimetri, il corpo di De Respinis, infatti c'è un traversone basso, era intervenuto Bisoli, ci è sembrato, ma ha commesso fallo sul centrale difensivo del Sant'Arcangelo e dunque nulla di fatto, c'è un calcio di punizione fischiato alla formazione ospite. Mallus gli va incontro il numero 8 San Pietro, allarga il gioco per Parodi, Camillucci sulla linea dell'out, infatti supera la linea, il pallone oltrepassa la linea, dunque fallo laterale per il Sant'Arcangelo, ha dato la bandierina qualche secondo dopo il
guardaline di destra, ovvero Livorsi Lorenzo di Firenze. All'indietro Dierna per il portiere Lori, lancio in avanti. Tra l'altro Lori, uno dei migliori portieri anche di questo girone, si è messo in mostra ottimamente. Questo invece è Bondi, Camillucci. All'indietro Bondi per il numero 2 Parodi. Giostra il pallone sempre l'Ancona, lo fa con il numero 4 Camillucci. Questi è Bondi, serie di finte ad opera del trequartista numero 10, lancio in avanti, qui chiude ottimamente Claudio Cola, ancora Bondi che prova ad arrivare sul pallone, viene disturbato da Garuffi, poi Giovanni Rossi spazza via la sfera, non perfetto però efficace per quanto riguarda il giocatore Bisoli, che riesce comunque a mettere a terra il pallone e a giocarlo sulla parte destra d'attacco del Sant'Arcangelo. Ancora il giocatore in maglia numero 10, si trattava di Ridolfi, che giostra il pallone all'indietro. Questo invece è Togordò, lancio in avanti, viene fermato Traoré. Centralmente Ridolfi lascia sfilare il pallone, Camillucci lo ostacola efficacemente, riparte Tulli. Ancora Tulli sull'asse di destra d'attacco della formazione dell'Ancona, ancora Tulli contrastato dal numero 3 Rossi, serie di finte, Tulli ancora allarga poi il gioco per Bondi, scambio corto con il compagno Paponi che gli va incontro, poi alza la sfera il numero 11 Paoli e poi si perde l'azione dell'Ancona tra le braccia del portiere Michele Nardi. Dunque risultato sempre bloccato sullo 0-0 tra Sant'Arcangelo e Ancona. Nardi con molta calma gioca il pallone in quest'istante, gli va incontro il centrocampista Togordò che allarga il gioco in favore di Giovanni Rossi, lancia in avanti a cercare la testa di De Respinis che prova a fare da sponda per Garuffi, viene anticipato, poi arriva anche Ridolfi ma ha fischiato il fallo il direttore di gara, dunque calcio di punizione già battuto dall'Ancona. Lo fa adesso con il numero 6 Malus che giostra il pallone in favore del numero 11 Paoli, prova a giocare lui la sfera in favore dei compagni, gli va incontro il numero 8 San Pietro, libero di gestire il pallone, lo fa liberando e affidandolo al numero 6 Mallus in avanti per Dorazio. Prova a spingere adesso l'Ancona, ancora Mallus che ha superato intanto la linea di centrocampo, sempre per Dorazio. Colpo di tacco a favorire il compagno che però non riesce ad arrivare sul pallone, dunque rimessa già battuta che sta per essere battuta dal Sant'Arcangelo. Fa adesso Traoré in avanti il pallone, c'è stato un fallo commesso su un giocatore del Sant'Arcangelo, dunque calcio di punizione per la formazione di casa quando siamo giunti al minuto 21 del primo tempo. Capitanio, oggi manca anche Samuele Olivi tra le file del Sant'Arcangelo, Giovanni Rossi in avanti a cercare la testa di De Respinis, questo è Garuffi ma c'è offside, dunque fuori gioco, calcio di punizione per l'Ancona, già battuto Bondi a centrocampo, fronteggiato da due avversari, si libera bene della sfera, poi la gioca per Paoli che a sua volta allarga il gioco in favore di Dorazio, lascia passare il pallone il numero 11 Paoli, arriva il numero 8, si trattava un'occasione di San Pietro che lo giostra all'indietro per Malus, Dierna subito dalle parti di Parodi, lancio in avanti a cercare la testa di Paponi, viene anticipato da Capitano ottimamente, questo invece è Garuffi, colpo di tacco a liberare il compagno più vicino, Togordò in avanti per Ridolfi lascia sfilare per un istante il pallone, poi lo giostra tra i propri piedi, ancora Ridolfi bravo ad allargare il gioco dalla parte opposta dove c'è Traoré che sale, supera adesso la linea di centrocampo, appoggio corto per il compagno più vicino, in avanti gioca il pallone ancora per Bisoli, apre a sua volta la sfera per Ridolfi, ancora Ridolfi in area di rigore, Ridolfi a spazio, va alla conclusione, arriva per lui una conclusione da dimenticare, però ci ha provato Ridolfi, questa è la prima vera conclusione nello specchio della porta del Metz, è avvenuta al minuto 22 ad opera del Sant'Arcangelo e per via proprio del giocatore Ridolfi, numero 10 del Sant'Arcangelo, quest'oggi gioca titolare anche in virtù delle tante assenze in casa clementina. Ricordiamo su tutte Guidone, Francis Obeng, Samuele Olivi, si tratta appunto del centrocampista centrale della formazione di Cottone, dell'attaccante del bomber della squadra e appunto di uno dei giocatori di più di esperienza per quanto riguarda il reparto difensivo, ovvero Samuele Olivi, come ricorderete tutti, un passato importante soprattutto in Serie B, basti pensare solo che ha militato nel Pescara, nel Cesena e nella Salernitana, tanto per citare tre formazioni. Questo invece è Dorazio.
all'indietro per il numero 6 Mallus, che alza la sfera in avanti a cercare Paponi, anche lui va incontro alla sfera proprio per permettere ai suoi di rigiocare il pallone. Lo fa adesso Parodi dalla parte opposta, viene fermato il suo tentativo qui De Respinis, prova a portarsi in avanti il pallone, a liberarsi anche del numero 5 di Erna, che lo chiude egregiamente in fallo laterale. Rimessa dunque affidata al Sant'Arcangelo. C'è adesso Giovanni Rossi lì vicino, c'è anche Ridolfi, ma si fa vedere anche Garuffi. Vediamo chi servirà il numero 3. Preferisce andare invece dalle parti di De Respinis, all'indietro sempre per Giovanni Rossi. Traversone basso, Ridolfi fronteggiato da un avversario, comunque resiste a una carica in un primo momento. In un secondo momento arriva Giovanni Rossi, cerca la sponda per il numero 8 Garuffi, ma il pallone poi giunge tra i piedi del portiere Lori, che fa subito ripartire l'azione per l'Ancona. Riparte la formazione di mister Connacchini, ma perde subito palla, la recupera Bisoli al centrocampo. A sua volta c'è Paponi in fase di disturbo, riesce poi Dorazio a guadagnare una rimessa laterale, anzi secondo il direttore di gara si tratta di rimessa affidata al Sant'Arcangelo. Traoré all'indietro per Claudio Cola, a sua volta il pallone per Michele Nardi, dalla parte opposta c'è Capitano libero, pronto a riceverlo, ma Nardi preferisce andare per vie centrali, favorendo l'inserimento di Traoré. Colpo di testa in avanti per il più libero attaccante Falconieri. C'è stato un fallo commesso su di lui e dunque calcio di punizione affidato al Sant'Arcangelo. Falconieri, che fu decisivo soprattutto nella vittoria in trasferta nel derby del Sant'Arcangelo sul campo del Forlì per 2-0. Andò a bersaglio in verità anche nella partita contro il Tuttocuoio, però quella volta non servì il suo gol per portare a casa punti. Tuttocuoio qui ottenne una vittoria importante in esterna. Tutto pronto dunque per questo calcio di punizione. Molta calma, a ritmo blando si gioca in questo momento la gara. Negli ultimi 5 minuti sono state poche occasioni da segnalare. Attenzione, vicinissimo al gol il Sant'Arcangelo, ha lasciato sfilare il pallone Lori, forse disturbato da un compagno, però non è arrivato nessuno sotto rete pronto per la deviazione vincente. Dunque sfuma questa occasione per quanto riguarda la formazione clementina. Risultato invariato, sempre sullo 0-0 si rimane tra Sant'Arcangelo e Ancona quando siamo giunti al 26esimo del primo tempo. Dicevo prima, una partita non particolarmente bella, ci sono state pochissime occasioni da gol. Abbiamo raccontato prima la conclusione di Ridolfi, terminata abbondantemente al lato, e poi adesso qualche istante fa su un calcio di punizione il pallone è stato fatto passare, filtrare in area di rigore avversaria, con Lori che è rimasto a terra per qualche minuto, ma del Sant'Arcangelo non c'è stato nessuno pronto per la deviazione sotto misura. Intanto l'arbitro, questa volta parla con la panchina dell'Ancona, l'aveva fatto in precedenza con il tecnico Cuttori e quindi con la panchina del Sant'Arcangelo. È un arbitro che vuole comunque farsi rispettare e si fa sentire parecchio, vuole avere, diciamo, come è giusto che sia, la partita nelle mani. Tanto De Respinis di Erna interviene, allontana il pericolo, a lanciare Paponi, che viene disturbato ottimamente da Cola, che poi di testa viene aiutato dal numero 4 Togordò, prova a mettere a terra il pallone Bisoli, ci riesce, gli va incontro Falconieri, sfera all'indietro affidata a Traoré, lancia in avanti, sempre a cercare Bisoli che mette a terra il pallone, scambio corto con il compagno di squadra, e ancora il Sant'Arcangelo con Ridolfi, bravo nella lettura di gioco, subito a favorire l'inserimento di Traoré. Sono due sulla fascia destra e proprio Traoré non riesce a dare il pallone al compagno, ma c'è una segnalazione da parte del guardalinee di sinistra che fa segno al direttore di gara che c'è stato un fallo, e dunque calcio di punizione affidato alla formazione di casa. Tutto pronto per questo calcio di punizione. Fa rispettare la distanza il direttore di gara. Punizione che sta per essere battuta proprio sotto lo spicchio della curva del settore
ospite qui allo stadio Valentino Mazzola, che contiene ovviamente i tifosi dell'Ancona. Attenzione, calcio di punizione e qui vola il portiere Lori a deviare in corner. Questa conclusione della distanza del Sant'Arcangelo e dunque terza occasione da rete, se così vogliamo dire, del primo tempo ad opera della formazione di mister Cutone. Secondo corner dalla bandierina contro uno battuto dall'Ancona. Tutto pronto per questo corner, pallone che attraversa l'area di rigore, poi c'è una deviazione sotto misura proprio del numero 4 Camillucci, ma il Sant'Arcangelo che insiste, anzi si trattava del numero 8 San Pietro. Sant'Arcangelo che insiste, va a battere il terzo tiro dalla bandierina. 28 minuti 33 secondi sul cronometro, ancora qualche minuto viene schiacciata nella propria metà campo. Vediamo il Sant'Arcangelo alla battuta di questo corner, lo fa con Ridolfi, ancora Ridolfi, serie di finte, pallone affidato all'indietro per il numero 4 Togordò, apertura sempre per Ridolfi, va al traversone, ribattuto, pallone in fallo laterale, insiste ancora la formazione di mister Cutone, batte Ridolfi, gli va incontro Giovanni Rossi, ancora Ridolfi, sempre sull'asse di sinistra, aspetta la sovrapposizione del compagno, poi preferisce tenere il pallone tra i piedi, poi Togordò va al lancio e qui c'è De Respinis che cerca la volée, anzi si trattava di Cola che ha cercato la volée, ma viene chiuso dall'attenta lettura di gioco della difesa dorica. Si alza l'ullo dei tifosi locali, ancora il Sant'Arcangelo che prova a insistere, cerca con Falconieri di sfondare sulla destra, ancora Falconieri si libera poi del pallone servendo il compagno più vicino, ancora Falconieri prova ad andarsene, guadagna l'ennesimo corner della partita, il quarto per l'esattezza. L'avevamo detto, qualche minuto l'Ancona non riesce a venire fuori dalla propria metà campo, sta subendo l'iniziativa della formazione di casa attraverso un centro dell'area, colpo di testa di Papponi, addirittura dell'attaccante Papponi per allontanare il pericolo. All'indietro il pallone per Traoré, a sua volta Michele Nardi, si fa vedere lì vicino anche il numero 8 Garuffi, preferisce andare sulla fascia Nardi ma sbaglia il passaggio, pallone che si spegne in fallo laterale, dunque la battuta è già pronto Parodi. All'indietro il passaggio per Camillucci che spedisce il pallone in avanti dalle parti di Bondi, ma fa buona guardia Capitanio che diceva adesso parla proprio da Michele Nardi. Lancio in avanti, va a cercare Ridolfi che viene anticipato ottimamente dal numero 8 San Pietro. Ancora l'Ancona con il numero 4 Camillucci, c'è Tulli che riceve palla, all'indietro per il numero 2 Parodi, ancora Parodi, alza la sfera, non appoggiato per il più vicino Camillucci, fronteggiato anche lui, non ci sono spazi, ancora Camillucci all'indietro, il pallone a cercare Parodi, poi recupera Garuffi in avanti, qui c'è un fallo su De Respinis ma l'arbitro lascia proseguire, tutto regolare al suo modo di vedere e dunque continua l'Ancona a giocare il pallone, lo fa con il numero 8 San Pietro, fa vedere Parodi che recrimina il pallone, viene servito adesso, eccolo qui Parodi, mette a terra la sfera, subisce anche una spinta De Respinis, qui è stato più un fallo di frustrazione perché comunque De Respinis si era lamentato anche qualche secondo fa di un fallo non visto dal direttore di gara. C'è da dire che ne ha subiti tanti di calci in questo avvio di gara il giocatore ex Mantova, che quest'anno con la formazione gialloblu non è riuscito ad imporsi. Occorre dire che ha giocato davvero pochissimo col contagocce, ma anche nei minuti che ha avuto a disposizione messi sia da mister Fraschetti che da mister Cutone non è riuscito a incidere, comunque a fare gol importanti come lo scorso anno fece in quel di Mantova, spesso entrando dalla panchina. Bondi all'indietro per Giacomo Tulli, traversone al centro, qui ottima la chiusura da parte di Claudio Cola, Traoré lascia sfilare il pallone, questo è Dorazio che arriva per primo sul pallone, va a fronteggiare Traoré, c'è il pallone che si spegne a fondo campo, ha provato una finta di troppo Dorazio, Traoré non c'è cascato, si è allungato il pallone, dunque rimessa affidata al Sant'Arcangelo con il portiere Michele Nardi. Superata la mezz'ora esattamente da 2 minuti, 32esimo minuto in corso, 0-0 il risultato tra Sant'Arcangelo e Ancona. Parte Michele Nardi, lancio lungo in avanti a cercare comunque la testa da parte di Bisoli e se ne va sulla parte di destra la formazione di mister Cutone, ancora insiste la formazione di casa,
Bello il passaggio di Ridolfi a cercare il compagno, qui fa buona guardia il portiere Lori che lo chiude in calcio d'angolo, giudizio del direttore di gara, il quinto del Sant'Arcangelo, quando il Sant'Arcangelo soprattutto sulla destra insiste e fa male alla formazione di Cornacchini, soprattutto in questi primi 32 minuti di gioco abbiamo potuto ammirare le giocate ad opera del centrocampista Torelli, lo ricordiamo, gioca poco in campionato, è entrato spesso a partita in corso, però sicuramente uno dei più positivi, se non il più positivo della formazione giallo-blu in questi primi 32, proprio adesso scocca il 33esimo, in questi primi 33 minuti di gioco. Risultato sempre fermo sullo 0-0, davanti pallone a cercare Paponi, Tulli, ancora Tulli, all'indietro la sfera per Parodi, cerca di andarsene Tulli, serie di finte, poi traversone di Parodi al centro dell'area di rigore. Attenzione, c'è un fallo visto dal direttore di gara, calcio di rigore affidato all'Ancona, c'è stata una trattenuta sull'ex trequartista dell'Arezzo Bondi che è stato atterrato al centro dell'area di rigore, l'arbitro era ben appostato, non è necessitato un momento per fischiare il calcio di rigore in favore dell'Ancona. Dunque quando siamo giunti al 34esimo minuto il risultato potrebbe cambiare, c'è stato un atterramento da parte giallo-blu in area di rigore su Bondi, occorrerebbe un attimo rivedere le immagini per capire se c'è stato effettivamente il tocco. Qui Cutone si va a lamentare proprio con la terna arbitrale, facendo segno che comunque non c'è stata nessuna trattenuta al centro dell'area di rigore, così non è secondo il direttore di gara, e dunque calcio di rigore assegnato a favore della formazione dell'Ancona. Sul punto di battuta c'è il numero 7 Tulli, tutto pronto per questo calcio di rigore. Si lamentano i tifosi locali, si lamenta anche Gattino Cutone che non riesce proprio a mandare giù questo rigore. Parte Tulli, tiro, Nardi lo blocca e qui è stato bravissimo Michele Nardi ad evitare il gol all'Ancona, davvero prodigioso il portiere capitano della formazione clementina che ha salvato il risultato, e dunque ci ha messo davvero una pezza Michele Nardi, che viene festeggiato dai propri compagni di squadra. Come potete vedere si è tuffato alla propria destra il portiere Michele Nardi, e come spesso succede, funziona, il bravo portiere aspetta sempre l'ultimo secondo prima di tuffarsi e ha intuito ottimamente la parte destra dove avrebbe calciato Tulli e ha neutralizzato questo calcio di rigore fischiato dal direttore di gara, tra le molte proteste in primis del tecnico del Sant'Arcangelo Agattino Cutone. Dunque quando siamo giunti al 35esimo minuto segnaliamo che 30 secondi fa Giacomo Tulli ha avuto la possibilità di sbloccare il match dagli 11 metri, si è fatto neutralizzare il rigore dal portiere Michele Nardi. Non è nuovo questi miracoli, già negli scorsi anni in Lega Pro Michele Nardi fu spesso decisivo con interventi dagli 11 metri, ancora una volta si è dimostrato un pararigori. San Pietro all'indietro, lancio in avanti. Ci sono anche delle piccole particolarità da raccontare. Dicevamo che per l'appunto questa partita si gioca in Romagna, tra Sant'Arcangelo e Ancona c'è circa un'ora e mezza di distanza a livello ovviamente di viaggio in macchina. Possiamo raccontarvi che praticamente già hanno vissuto la loro esperienza in Romagna due giocatori dell'Ancona come Giacomo Tulli e Paponi. Non sono stati compagni di squadra ma hanno militato entrambi nel Rimini. Paponi ha avuto la sfortuna, se così vogliamo dire, di conoscere la stagione più amara del Rimini in Serie B, che si concluse con lo spareggio proprio contro l'Ancona, che favorì appunto la salvezza dell'Ancona e la retrocessione del Rimini. Paponi non riuscì a imporsi in Romagna, risultando spesso un elemento fuori dal gruppo, e Tulli invece arrivò l'anno dopo, quando il Rimini giocò l'ultima stagione, quando ancora la Lega Pro si chiamava Serie C, in un campionato che vide proprio la formazione allora allenata da Melotti, attuale tecnico del Modena, arrivare in zona playoff e poi perdere i playoff contro il Verona, che poi sarebbe approdato in Serie B. Quell'anno andarono per l'appunto in Serie B
il Pescara, guidato da Sansovini in campo, e il Verona. Intanto gioca il pallone, sempre la formazione dorica. Tulli fu tra l'altro protagonista in quell'annata con i colori del Rimini, risultando uno dei migliori elementi. Intanto lancio in avanti a cercare De Respinis, e qui sulla linea del fuorigioco bravo a proteggere il pallone l'ex attaccante del Mantova. Lancio all'indietro, mi correggo al volo facendo sempre un attimo un pensiero di riflessione. Quell'anno lì finirono in Serie B Pescara e Portogruaro che sorprese un po' tutti, e il Verona, una volta che sconfisse il Rimini ai playoff, giocò la finale per accedere in Serie B contro il Pescara e fu sconfitto. Il Pescara approdò nei playoff, quindi correggiava appunto quello che avevamo detto poc'anzi, sempre in diretta ovviamente. 0-0 il risultato quando siamo giunti al minuto 39 del primo tempo, con l'Ancona che ha avuto la grande opportunità di sbloccare il risultato. Dagli 11 metri Turli si è fatto neutralizzare il rigore dal portiere Michele Nardi, risultato che rimane fermo sullo 0-0, ma con il Sant'Arcangelo che comunque ha la possibilità adesso di battere questo calcio di punizione da posizione interessante. Lo fa con Togordò che è pronto alla battuta, pallone che arriva direttamente tra i guantoni protesi del portiere Lori. Sono stati 5 i corner battuti fino a questo momento dal Sant'Arcangelo, uno battuto dall'Ancona. Non ci sono stati cambi fino a questo momento, se non quello che vi ho detto nel riscaldamento, quando si è infortunato il numero 11 di Ceglie, che doveva partire titolare, e infortunandosi nel riscaldamento è stato sostituito da Paoli. A sua volta il posto di Paoli in panchina l'ha preso il numero 14 Mammozzi. In avanti il pallone a cercare Bondi, lui è stato protagonista dell'episodio del calcio di rigore fischiato al direttore di gara. Intanto Bondi, Camillucci va a servire Paponi, pescato sulla linea del fuorigioco, e dunque calcio di punizione per il Sant'Arcangelo. Siamo ormai nelle fasi battute del primo tempo, nelle battute finali del primo tempo, con il risultato fermo sullo 0-0 quando siamo giunti al 41esimo minuto. È pronto Michele Nardi alla battuta di questo calcio di punizione. L'effetto è in questo momento, lancio a cercare sempre l'attore del Respinis, che viene chiuso ottimamente dal numero 4 Camillucci in fallo laterale. Pronto Giovanni Rossi a rimettere in gioco il pallone, lo fa affidandolo a Ridolfi che lo perde. Camillucci viene disturbato efficacemente, Bisoli a sua volta allarga la sfera per Falconieri, ancora Falconieri, vie centrali, viene fermato, riparte adesso Bondi, trattenuto da Ridolfi, e viene ammonito il numero 10 del Sant'Arcangelo quando siamo giunti al minuto 42. Dunque ammonito Ridolfi per il Sant'Arcangelo. C'è stata una trattenuta evidente di Ridolfi, che dicevamo a nostro modo di vedere sicuramente tra i più attivi in questa prima frazione di gioco. Dalle sue parti sono nate le principali azioni pericolose per quanto riguarda il Sant'Arcangelo. Bondi in avanti, pallone a cercare Traoré, a sua volta riesce a liberare la propria area di rigore, però non è preciso nel passaggio verso De Respinis, che comunque applaude l'iniziativa del compagno. Questo invece è il numero 2 Parodi, che rimette in gioco il pallone, lo fa affidandolo a Bondi. Scambio corto con Camillucci che alza la sfera per Tulli, reo di aver sbagliato un calcio di rigore al minuto 34. Qui recupera il pallone San Pietro a centrocampo, ancora San Pietro, poi se ne libera affidandolo al numero 2 Parodi. Ci avvicina a sé Camillucci, preferisce andare dalle parti di Bondi, ancora Bondi disturbato efficacemente dal numero 3 Giovanni Rossi. All'indietro per Dierna che giostra il pallone per Dorazio, alza la sfera in avanti a cercare Paponi, ma arriva per primo sul pallone Claudio Cola. Questo invece Michele Nardi in avanti a cercare Ridolfi che viene anticipato, poi cerca di arrivare per primo sul pallone Paoli, a sua volta viene anticipato Togordò, fa partire sulla destra Traoré,
sale Traoré, supera il centrocampo, ancora Traoré, prova a fare tutto da solo il giocatore in maglia numero 2 del Sant'Arcangelo, poi si libera del pallone affidandolo a Falconieri, all'indietro per Bisoli, c'è Ridolfi che tocca il pallone, nuovamente Bisoli per Falconieri, molto mobile l'attaccante esterno del Sant'Arcangelo, prova a farsi vedere per vie centrali Bisoli, recrimina un calcio, calcio d'angolo, così non è secondo il direttore di gara e dunque rimessa affidata al portiere Lori. Vedremo anche tra poco i minuti di recupero per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Vedremo, più o meno dovrebbero assegnare o 1 minuto o 2 minuti, non credo che vengano assegnati più minuti in base anche al gioco che è rimasto fermo in rarissime occasioni, se non per qualche intervento dell'arbitro che andava per l'appunto a dire qualcosa alle due panchine e in occasione del calcio di rigore. Vedremo se per l'appunto saranno 2 minuti di recupero concessi nella prima frazione di gioco. Intanto pallone all'indietro di Capitanio per il portiere Michele Nardi, autore appunto del rigore parlato al 34esimo minuto, calciato da Tulli. Qui c'è l'anticipo ad opera di Togoldo, falloso secondo il direttore di gara, e dunque calcio di punizione affidato adesso a Camillucci, pronto alla battuta il numero 4, Bondi vicino a sé, ancora Bondi, sfera all'indietro, Camillucci che la riceve dal compagno San Pietro, ancora Camillucci, alza la sfera, va a cercare Parodi, qui è bravo nell'anticipo su Giovanni Rossi, ancora Parodi in area di rigore per Tulli, al centro dell'area di rigore, buona iniziativa d'opera di Tulli che si mette le mani dei capelli, fosse passato quel pallone Paponi sarebbe stato pronto per la deviazione sotto misura, ma l'Ancona guadagna il secondo corner di questa prima frazione di gioco contro i 5 battuti dal Sant'Arcangelo. Siamo giunti al minuto 45, vedremo quanti minuti saranno assegnati. Stiamo per entrare nei 45, mancano esattamente 10 secondi. Ridolfi quindi si porta direttamente il pallone in fallo laterale, è pronto adesso il numero 2 Parodi. Il Camillucci subisce una spinta delle Spinis, calcio di punizione per l'Ancona, ancora Camillucci batte degli Spinis, è troppo vicino e si becca il cartellino giallo. Qui si lamenta ancora una volta Cutoni sotto la nostra postazione. Saranno 1 minuto di recupero, viene concesso dal direttore di gara. Un minuto dunque di recupero. Dunque avevamo detto tra o 1 o 2, sinceramente vedendo anche che si è perso qualche secondo in più per il calcio di rigore, onestamente mi aspettavo almeno 2 minuti, invece sono stati concessi, è stato concesso solo 1 minuto di recupero. All'indietro il pallone per il numero 8 San Pietro che alza la sfera, va a cercare Paponi, a sua volta scodella il pallone al centro per Tulli, poi arriva Bondi che non ci pensa su 2 volte, prova la battuta di prima intenzione con la sfera che termina alta, tentativo da dimenticare per lui, e qui termina dunque la prima frazione di gioco con qualche secondo d'anticipo, prima frazione di gioco e si chiude sullo 0-0. Diamo un po' di note tecniche, che si gioca di fronte a 420-430 spettatori, circa 30 gli spettatori giunti dalla vicina Ancona. Ci sono stati 5 corner battuti dall'Ancona dal Sant'Arcangelo, in questo primo tempo, contro i 2 battuti dall'Ancona. C'è stata poi l'episodio chiave al minuto 34 che poteva sbloccare il risultato, atterramento su Bondi in area di rigore, dal dischetto si è presentato il numero 7 Tulli per quanto riguarda l'Ancona, ha battuto alla destra di Nardi è stato bravissimo nel neutralizzare il tentativo da parte dell'attaccante biancorosso e dunque il risultato è rimasto invariato sullo 0-0. Abbiamo raccontato ovviamente l'occasione più clamorosa nei primi 45 minuti di gioco, noi ci fermiamo per qualche minuto dando la linea alla regia da Daniele Manuelli. Per il momento è tutto. Regia.
vedere quello del sera, si vedeva qualcosa. Avevo inquadrato i due.
Riprendiamo la linea dunque dallo stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo, ricordandovi il risultato dei primi 45 minuti di gioco terminati sullo 0-0 con l'occasionissima capitata al minuto 34 alla formazione ospite dell'Ancona. Dagli 11 metri si è presentato Tulli, che si è fatto neutralizzare il calcio di rigore dal portiere Michele Nardi, tra le tante proteste in verità da parte dei supporters locali, ma anche del tecnico Agattino Cutone, che non ha digerito ovviamente il rigore fischiato alla formazione ospite. A suo modo di vedere la trattenuta su Bondi non c'era. Ricordiamo anche alcune statistiche per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Fino a questo momento sono stati 2 gli ammoniti del match, tutte e 2 di marca giallo-blu. Sono stati ammoniti nell'ordine: al 42esimo minuto Ridolfi e al 45esimo De Respinis. Per quanto riguarda invece il conto dei corner, 5 battuti da Sant'Arcangelo contro i 2 battuti dall'Ancona. Si gioca di fronte a 420 spettatori, circa 20-30 i tifosi provenienti da Ancona. Aspettiamo solo il fischio del direttore di gara per commentare questi secondi 45 minuti di gioco. Fischio che arriva prontamente in questi istanti. Dunque l'Ancona a giostrare il pallone, lo fa con il numero 6 Melles. In avanti il pallone per il giocatore più vicino Tulli, cerca di andarsene Tulli, fronteggiato da un avversario, ancora Tulli, costretto a ripiegare all'indietro il pallone per il numero 11 Paoli. Lui è stata invece la novità di formazione iniziale per quanto riguarda la formazione di mister Cornacchini. Tanto lancio lungo che termina direttamente tra le braccia del portiere Michele Nardi, che si accinge proprio in questo istante al rinvio. Si porta il pallone fuori dalla propria area di rigore, rinvia la sfera, lancia in avanti a cercare comunque la testa di Falconieri, che viene anticipato ottimamente da Dorazio. Questo invece Traoré, che recrimina il pallone, che sta per arrivare proprio in questo istante. È pronto il numero 2 Traoré. In avanti la sfera per cercare De Respinis, ancora De Respinis che cerca di andarsene, vince un contrasto, poi interviene nuovamente su di lui il giocatore Bondi, perde a sua volta il pallone, lo recupera il Sant'Arcangelo, lo fa adesso con Giovanni Rossi, ancora Rossi centralmente va a cercare il numero 9 De Respinis, anche lui molto lontano dalla porta. Questi è Bisoli, in avanti sempre per De Respinis, spalle alla porta, Garufi. Lancio a cercare l'inserimento ad opera di Falconieri, che viene anticipato, poi Traoré che arriva per primo sul pallone, all'indietro per Claudio Cola che lo spazia in avanti senza pensarci proprio dalle parti di Falconieri, che viene anticipato, poi Traoré lascia scorrere il pallone, non ci arriva neppure Bondi, Togordò che lo gioca proprio per Traoré. Traoré lo tiene in campo, lo mette al centro, ma è preda dai giocatori dell'Ancona, con il numero 4 Camillucci che affida la sfera all'indietro per Parodi. Ancora Camillucci, servito da Parodi, viene chiuso a sua volta da Giovanni Rossi, prova a ripartire lui, centralmente per Garufi, gioca ancora il pallone in Sant'Arcangelo, Ridolfi all'indietro per Togordò, a sua volta per Claudio Cola, non ci sono spazi, ancora Cola, finta, poi di nuovo smista il pallone al centrocampo per Ridolfi. Siamo ancora nella metà campo del Sant'Arcangelo, Ridolfi si libera della sfera, lancio troppo lungo per la corsa di De Respinis, che comunque va a disturbare l'avversario Melles, che è costretto poi a ripiegare su Lori, già battuto in avanti il pallone, diviene nuovamente preda di Falconieri che fa partire sulla destra Bisoli, entra in area di rigore, Bisoli, tiro! E qui Lori evita il KO, qui è stato bravissimo Lori, ci ha messo il piede per evitare a Bisoli la prima gioia in stagione. Il figlio dell'ex allenatore del Cesena Pier Paolo è stato bloccato sul più bello da Lori, che gli ha chiuso ottimamente lo specchio della porta, ma qui c'era stata anche un'ingenuità da parte della difesa dell'Ancona, che si era fatta scavalcare nell'occasione, permettendo proprio a Bisoli di presentarsi a tu per tu con Lori. Qui è stato bravissimo il portiere Dorico ad evitare appunto ai padroni di casa il possibile vantaggio. Intanto Traoré chiude proprio il giocatore dell'Ancona Dorazio in fallo laterale, è pronto lui stesso a rimettere in gioco il pallone, gli va incontro Bondi, poi si affida a Tulli che alza la sfera in verità senza guardare, Papponi viene anticipato da Cola che per non correre rischi si rifugia direttamente in fallo laterale. Si rimane dunque sempre sullo 0-0 dopo 3 minuti di gioco della ripresa. È pronto adesso la battuta il numero 3 Dorazio, lancio in avanti a cercare i centimetri di Papponi che viene anticipato nell'occasione, poi bravo Ridolfi a dar fastidio a conquistare il pallone, cerca anche di conquistarsi un fallo, l'arbitro lascia
giocare, dirige molto all'inglese il direttore di gara. Poi Ridolfi si deve accontentare, si fa per dire, solo di una rimessa laterale. A nostro giudizio aveva ricevuto qualche calcetto di troppo che l'arbitro non ha sancito con il calcio di punizione, però ripetiamo, una direzione all'inglese, l'abbiamo visto più di un'occasione anche parlare molto con entrambi i tecnici quando hanno protestato nell'arco del primo tempo. Si è fatto sentire proprio per far capire ai protagonisti in campo che ha in mano la partita e vuole dirigerla giustamente come deve essere a modo suo. È un arbitro che ha sicuramente personalità e forse anche tra i migliori visti in questa Lega Pro. Su rigore ovviamente non ci permettiamo di dire se ci fosse o meno, le immagini non ci hanno aiutato durante il commento in diretta, ma avrete l'opportunità comunque di godervi proprio gli highlights circa 5 minuti, 10 minuti dopo appunto la cronaca del match. In avanti il pallone a cercare De Respinis, che viene chiuso ancora una volta. Sta lottando tanto De Respinis, molto lontano dalla porta, una partita di sacrificio sicuramente la sua. C'è da dire anche che ha comunque avversari tosti davanti come Melles e Dierna, un'ottima coppia comunque di centrali. E questo invece Nardi, che è stato protagonista per l'appunto nel primo tempo di un rigore neutralizzato a Tulli, davvero bravo Michele Nardi. Non è nuovo a queste imprese, come abbiamo raccontato nel primo tempo, già nelle diverse annate in Lega Pro ci aveva appunto mostrato proprio delle prodezze dagli 11 metri, neutralizzando diversi rigori. Anche da lui sono partite sicuramente le fortune della squadra giallo-blu. Entriamo dunque in cronaca diretta. Questi è Falconieri che si libera Dorazio di esperienza, poi prova ad andarsene, casca in area di rigore, ma attenzione, l'arbitro va a cercare proprio Falconieri. Il reo, secondo lui, a suo modo di vedere, a suo avviso, di aver simulato, e dunque rimedia il cartellino giallo. E peccato questo, perché inizialmente c'era stato uno spunto interessante ad opera del giocatore in maglia giallo-blu, che poi aveva effettuato in un primo momento un dribbling interessante, stava per appunto presentarsi a tu per tu con Lori. C'è stata poi la chiusura di un secondo difensore, lì ha cercato forse il contatto, l'arbitro era ben appostato, non è esitato a tirar subito fuori il cartellino giallo. Si tratta del terzo cartellino dato alla formazione giallo-blu. Nella precedente occasione erano stati ammoniti prima in ordine cronologico Ridolfi e poi De Respinis. Invece questo avvio di secondo tempo è stato ammonito Falconieri. Lancio in avanti ad opera di Paoli, lui forse oggetto misterioso in questo 11 titolare quest'oggi. Si è visto davvero poco, non è entrato molto nei meccanismi della squadra, cosa che invece ha fatto Ridolfi ottimamente per quanto riguarda il Sant'Arcangelo. Per quanto riguarda l'Ancona abbiamo visto molto la mobilità di Tulli, che purtroppo per lui ha sbagliato dagli 11 metri il rigore che poteva sbloccare il match, ma nel complesso abbiamo visto anche un'ottima prova di Bondi, che poi si è guadagnato tra l'altro il calcio di rigore. Ma anche Parodi e Dorazio hanno toccato tantissimi palloni, mostrando sempre sicurezza e sfornando al centro ottimi cross, sempre nel vivo del gioco. Questo ovviamente per quanto riguarda i primi 50 minuti di questa gara, ancora troppo presto per le valutazioni finali, ma comunque a fine partita vi diremo anche il migliore dell'Ancona e il migliore del Sant'Arcangelo, sempre ovviamente a nostro modo di vedere. Intanto cerca di andarsene il giocatore in maglia giallo-blu delle Spince, viene chiuso ottimamente da Dienna. Bondi dalla parte opposta, prova a ripartire lui, ancora Bondi, non ha spazio davanti a sé, poi si libera ottimamente del pallone affidandolo al numero 8 San Pietro, che allarga il gioco per Dorazio. Ancora Dorazio, fronteggiato dall'avversario, pallone all'indietro nuovamente per San Pietro, scambiano i due il pallone. San Pietro, eccolo qui in avanti, si libera dandolo a Papponi, a sua volta con Paoli. Bondi alza la sfera, va a cercare Pappone, qui lasciato libero dalla difesa giallo-blu, traverso dal centro, ma il pallone ha oltrepassato la linea di fondo e dunque rimessa da fondo campo ad opera del Sant'Arcangelo. Qui anche se l'ha fatta scavalcare la difesa giallo-blu, non è arrivato sul pallone Papponi, ma intanto c'è il primo cambio che arriva all'8° minuto della ripresa. Anzi, si tratta di un doppio cambio, perché per quanto riguarda l'Ancona stanno per entrare in campo il numero 16 Tavares e il numero 15 Lisai. Vediamo di chi prenderanno il posto. Aspettiamo la segnalazione della lavagnetta. S. Dorazio, il numero 3 Dorazio per il numero 15. Entra dunque Lisai per Dorazio.
e poi è uscito Bondi, che è uscito Bondi, il suo posto è stato preso dal numero 16 Tavares. Siamo giunti al 9° minuto della ripresa, doppio cambio dunque per quanto riguarda il tecnico Cornacchini, che nelle Marche comunque ha allenato con ottimi risultati in diverse formazioni, ha avuto un passato da meno protagonista per quanto riguarda la carriera da calciatore. In Serie C ha segnato una caterva di gol, si è imposto spesso nella sua Fano, però diciamo la verità ha avuto anche una grandissima occasione nel Milan, il primo Milan di Fabio Capello, dove fece una caterva di gol per quanto riguarda le amichevoli estive del club rossonero. Poi nel corso del campionato trovò pochissimo spazio, fu addirittura superato per quanto riguarda le presenze in campionato di Aldo Serena, che ad occhio e croce, vado a memoria, furono circa 3 in quel campionato, quindi veramente Cornacchini giocò col contagocce. Una carriera importante, soprattutto in Serie C. Questo invece Michele Nardi, pallone appoggiato per Claudio Cola, scambio tra i due, ancora Michele Nardi. Passi di possesso palla per quanto riguarda il Sant'Arcangelo nella propria area di rigore, se così vogliamo dire. Poi lancio a cercare Traoré, colpo di testa, pallone appoggiato per Dimitri Bisoli, figlio dell'ex allenatore del Cesena Pierpaolo. Lancio lungo a cercare lo scatto di De Respins, che comunque viene chiuso da Paoli in fase di ripiego. Lancio in avanti per Tulli, qui viene scaraventato a terra, calcio di punizione. Qui Tulli è stato molto abile a cercare il contatto con l'avversario, fallo d'esperienza l'immediato appunto da Giacomo Tulli. Avevamo detto, un giocatore che conosce molto bene questa categoria. Questo invece San Pietro, appoggio per Paponi ancora, qui viene messo a terra, si lamenta il pubblico locale, ma c'è stato il contatto, l'abbiamo visto ottimamente in presa diretta, e dunque calcio di punizione giusto fischiato a favore dell'Ancona. Sul rigore preferiamo non dire nulla, vi rimandiamo appunto agli highlights dopo la cronaca di questo match, puntualmente inseriti sul sito di SportTube, dove potete appunto vedere le immagini più importanti della gara e anche l'episodio fino a questo momento il più importante del match, con il rigore sbagliato al 34esimo da Tulli. Ricordiamo che siamo in diretta sul canale di Lega Pro Channel, quest'anno potete seguire davvero tutta la Lega Pro come non l'avete mai vista. Vi stiamo commentando Sant'Arcangelo Ancona per quanto riguarda la 31esima giornata del girone B di Lega Pro. Chi vi parla è Daniele Emanuelli. Palla battuta intanto Paponi direttamente dal calcio piazzato, qui alza la sfera, non ha inquadrato il bersaglio, forse ha preteso un po' troppo Paponi dai propri piedi. Anche Paponi una carriera dispersiva, parlavamo prima di carriere importanti come quella di Giovanni Cornacchini, soprattutto in Serie C, ma anche lui è stato un giocatore che era uno delle promesse maggiori del Parma. Il Parma poi si lanciò in Serie A facendo addirittura un grandissimo gol in acrobazia a Messina, in una vittoria del Parma proprio in terra siciliana per 4-2, dove Paponi si impose facendo un'ottima prestazione, destando un'ottima impressione con un gran gol di tacco tra l'altro. Poi non si è più ripetuto in carriera, ha cercato anche fortuna nel Bologna all'estero, ma è ad Ancona per rilanciarsi e trovare diciamo la strada giusta dopo tanti anni di carriera dove si è smarrito un po' il suo talento. Intanto l'avevamo detto, la buttiamo ovviamente con il sorriso. Il direttore di gara non accetta critiche, non la manda certo a dire, ha allontanato il vice allenatore del Sant'Arcangelo, si tratta del signor Fabio Bravetti, è andato a dire qualcosa anche a Cutone. Avevamo detto che il direttore di gara ha fatto capire più di una volta, fermandoci a parlare anche nel corso del primo tempo con i due allenatori, che comunque la partita l'ha in mano lui e vuole dirigerla come lui sa, mostra personalità, e anche in questo caso si è fatto sentire. Eventualmente ha sentito qualcosa di troppo dalla panchina e ha allontanato il secondo Fabio Bravetti. Intanto lancio in avanti, va a cercare Falconieri, all'indietro per Traoré, scambio corto, qui bravissimo Ridolfi ad alzare il pallone per Falconieri che era pronto al momento della battuta, ma è stato chiuso ottimamente da Paoli. Qui veramente Falconieri è andato vicino
alla battuta vincente, ma ancora il Sant'Arcangelo che insiste, lo fa con Bisoli, traversone al centro, soffre da qualche minuto l'Ancona. Queste incursioni ad opera del Sant'Arcangelo, soprattutto quando Ridolfi inventa il pallone tra i piedi, illumina il gioco e si vede sempre davanti qualcosa di interessante. Qui c'è un calcio ricevuto da Falconieri, vediamo se scatterà anche la prima munizione per quanto riguarda l'Ancona. Così non è, secondo il direttore di gara, va comunque a dire qualcosa al numero 5 di Erna. Intanto calcio di punizione affidato al Sant'Arcangelo. Sul punto di battuta c'è Togordò. È pronto sul punto di battuta Togordò. Ma la battuta è il numero 4, traversone al centro e qui c'è il gol meritato, se vogliamo dire, per il Sant'Arcangelo. Qui c'è stato un grandissimo colpo di testa, ha segnato il primo gol in campionato Dimitri Bisoli, figlio dell'ex allenatore del Cesena. L'avevamo chiamato pressa di pressa, sei spesso nella metacampo avversaria, nell'area di rigore avversaria, prima o poi il gol arriva. Qui c'è stato un traversone importante per la deviazione vincente sotto misura di Dimitri Bisoli, dunque Sant'Arcangelo in vantaggio al minuto 15 della ripresa. Gol importantissimo per la formazione dunque romagnola. Al 60° ha sbloccato dunque il match Dimitri Bisoli e dunque il Sant'Arcangelo si è portato in vantaggio, possiamo dire meritatamente, perché da qualche minuto la formazione di casa stava pressando parecchio nell'area avversaria dorica. Sono ammutoliti anche i tifosi dell'Ancona, che li abbiamo visti sbandierare, incitare a squarciagola i propri beniamini in campo. Vediamo appunto da questo momento in poi, vedremo quale sarà la relazione della formazione dorica e quale sarà anche l'ultima mossa che effettuerà Giovanni Connacchini. Ripetiamo che manca ancora un cambio alla formazione dell'Ancona. Invece ancora tutti e tre i cambi a disposizione il tecnico Gattino Cutone, che con molta saggezza sta arrivando a un traguardo importantissimo per il Sant'Arcangelo, quando fino a 2 mesi fa, possiamo dire, sembrava impensabile che la formazione gialloblu comunque potesse salvarsi direttamente. Invece in caso di vittoria si porterebbe fuori dalle zone rosse di classifica. E davvero è stata una bella rimonta, ma non dimentichiamo anche il lavoro svolto da Fraschetti l'anno passato, quando trascinò il Sant'Arcangelo al 5° posto finale. Ricordiamo che anche il Sant'Arcangelo per 2 settimane fu in vetta alla classifica insieme al Bassano, che poi vinse il campionato meritatamente. Alla fine il Sant'Arcangelo si classificò al 5° posto finale, centrando per l'appunto in anticipo la zona playoff, la promozione diretta nella nuova Lega Pro. Cutone, che era stato già a Sant'Arcangelo nel secondo anno tra i professionisti della formazione gialloblu, quando subentrò a stagione in corsa a Filippo Masolini, centrando per l'appunto l'obiettivo salvezza. Anche lì lo conquistò con 3 giornate d'anticipo. Occorre comunque fare i complimenti a un tecnico che è stato anche in Serie B tra le file del Modena e sta gestendo nel migliore dei modi la situazione qui a Sant'Arcangelo. Intanto c'è anche il primo cambio per la formazione gialloblu, esce il numero 10 Ridolfi, a nostro avviso uno dei migliori del Sant'Arcangelo, ed entra il numero 14 Poscenti al posto del numero 10 Ridolfi al minuto 18 della ripresa. All'andata la partita finì 0-0 tra Ancona e Sant'Arcangelo. Dunque Sant'Arcangelo adesso sta vincendo per 1-0, gol di Dimitri Bisoli, gol importantissimo per il Sant'Arcangelo. Vedremo quale sarà per l'appunto la risposta dell'Ancona. Qui intervento pulito secondo il direttore di gara ad opera di Mallus,
Apertura di Paponi a cercare dalla parte opposta Tulli, viene anticipato, quindi Respinis prova a inseguire un pallone troppo lungo per lui, ci arriva Lori che lo affida adesso al numero 11 Paoli, giostra il pallone, lo fa affidandolo al numero 8 San Pietro, lancia in avanti, va a cercare il compagno Tulli, ancora Tulli, Paponi cerca di farsi largo in mezzo a una selva di gambe, qui ha fischiato il direttore di gara un calcio di punizione e c'è anche una munizione, ci pare che l'ammonito sia Claudio Cola. Sta muovendo tantissimi giocatori del Sant'Arcangelo, il direttore di gara, quando siamo giunti al minuto 19 della ripresa ha ammonito il numero 5 Cola. Qui Paponi è stato circondato da 4-5 uomini e l'arbitro non ha esitato nel fischiare, a suo modo di vedere, un calcio di punizione sacrosanto. Sul punto di battuta c'è addirittura adesso il numero 15 Lisai, dunque Paponi si è allontanato questa volta dal punto di battuta, ricordiamo un calcio di punizione battuto proprio dal numero 9 qualche minuto fa con la sfera che è terminata altissima. Vediamo poco più là, è rimasto Paponi, vediamo se Lisai cercherà direttamente il calcio la battuta verso lo specchio della porta oppure affiderà il pallone ai piedi di Paponi, vedremo quale schema effettuerà la formazione di Giovanni Connacchini. Ma la battuta Lisai, la palla passa, però è centrale, debole la conclusione d'opera del centrocampista in maglia numero 15. Nardi brocca il pallone quando siamo giunti al minuto 20 della ripresa. Sant'Arcangelo 1, ancora 0, decide fin qui un gol siglato al minuto 60 da Bisoli. Molta calma, Traoré pronto a prendere il pallone. Lancia in avanti che termina direttamente dalle parti di Lori. Qui prova a giostrare il pallone sulla parte destra il numero 2 Parodi. Ha sostituito con Archini l'altro terzino, si tratta di Dorazio. Bisoli in avanti. Lisai che viene anticipato ottimamente, De Respinis che però non può arrivare sul pallone, ci arriva invece il giocatore numero 6 Malus che affida la sfera per Dienna, la butta in avanti, va a cercare Paponi che rimane a terra, poi si rialza. Qui si lamenta anche Lisai, è pronto Michele Nardi ad eseguire il rinvio che viene effettuato adesso, sta per arrivare Parodi per primo sul pallone. Intanto viene applaudito l'uscita dal terreno di gioco di Ridolfi che era rimasto a terra, infatti poi è stato sostituito dal giocatore del Sant'Arcangelo numero 14 Possenti, ha ricevuto una botta che non gli ha permesso di continuare, adesso viene accompagnata dai soccorritori qui a bordo campo, proprio viene curato dal fisioterapista Pietro Rossi del Sant'Arcangelo e dal dottor Grassi, sempre della formazione clementina. Adesso si rialza, viene accompagnato in panchina, ma torniamo a commentare il match. Traversone basso per il Sant'Arcangelo, il sesto di questa partita, c'è una nuova deviazione e dunque si tratterà del settimo corner, sempre a favore della formazione di casa. Alla battuta, lancio lungo che attraversa tutto lo specchio della porta e termina direttamente a fondo campo. Ci aspettiamo una reazione da grande squadra dell'Ancona, perché comunque ha dei giocatori importanti e lotta per le posizioni playoff. Fino a questo momento non è avvenuta nessuna risposta dalla formazione di Connacchini, vediamo se ci sarà. Lancio lungo a cercare Paponi, viene anticipato, poi a centrocampo recupera la sfera il numero 8 Garufi e c'è la prima munizione per quanto riguarda l'Ancona, viene ammonito il giocatore in maglia numero 6 Malus e dunque anche la prima munizione per la formazione dorica, per la formazione ospite.
Togordò, Capitagno, Cola, in avanti il pallone, questa volta senza precisione, viene scaraventato. Ricordiamo, una vittoria sarebbe importantissima per il Sant'Arcangelo in virtù anche delle tante assenze per squalifica ma anche per infortuni. Dicevo a inizio delle cronache, basti pensare che manca comunque il centrocampista centrale Francis Obeng, il bomber della squadra guidone, ma anche il difensore centrale di esperienza Samuele Olivi e poi altri giocatori infortunati, Berardino su tutti. Ovvero il lavoro di Cutone premia. Togordò, Rossi, ancora Togordò che va a prendersi il pallone, alza la sfera, va a cercare in area di rigore la testa di Falconieri, nulla di fatto. Prova a rispondere adesso l'Ancona, in avanti, viene gettato il pallone in favore di Papponi, alza la sfera numero 4, Camillucci, colpo di testa, ancora il Sant'Arcangelo che giostra il pallone, lancio in avanti. Vediamo se riesce il giocatore De Respinis, anzi scusate, si trattava di Falconieri, a raggiungere la sfera, non ci riesce, viene allontanato il pallone, è pronto adesso a rimetterlo in gioco proprio la formazione dorica, lo fa con il numero 2 Parodi, ancora Parodi che gestisce il pallone in avanti, va a cercare il numero 15 Lisai, viene chiuso anche lui. In avanti il pallone, qui chiude Paoli, ancora Paoli, sopra la linea di centrocampo, apre il gioco in favore dell'unico ammonito dall'Ancona, ovvero il numero 6 Mallus, giostra il pallone per San Pietro, centrocampo Ancona, Camillucci allarga il gioco, prova a salire dalla parte opposta Dorazio, attraverso dal centro dell'area, qui non chiama il pallone Capitagno, Nardi stava per essere infilato dal proprio compagno, il pallone fortunatamente viene allontanato e si tratta del terzo corner in favore della formazione dorica contro i 7 battuti dal Sant'Arcangelo. 4 le ammoniti della formazione giallo-blu contro 1 dell'Ancona. Adesso c'è un colpo di testa proprio del numero 15 Lisai che si alza sopra la porta, sopra la traversa della porta difesa dall'attento Michele Nardi. Protagonista, ricordiamo ancora una volta, di un rigore neutralizzato al minuto 34 del primo tempo a Giacomo Tulli. Colpo di testa di Bisoli. Qui c'è Garufi che lancia Falconieri, viene disturbato a DN e poi è proprio lui a portarsi il pallone a fondo campo. Sullo scatto è molto bravo Falconieri, si perde proprio nell'attimo di battuta. È stato già protagonista di questi assoli personali nel primo tempo, qualche attimo fa anche nella ripresa ne è seguito uno quando poi ha cercato il contatto in area di rigore cercando per l'appunto un calcio di rigore, ma ha guadagnato solo una simulazione da parte del direttore di gara. Intanto qui Traoré stende a terra il giocatore Tulli, calcio di punizione per l'Ancona, va a dire qualcosa al giocatore in maglia numero 2, il direttore di gara. San Pietro, Camillucci, San Pietro all'indietro di parte dalle parti di Dierna. San Pietro centralmente, qui ottima lettura di gioco ad opera della formazione giallo-blu che prova a salire, lo fa con Possenti, lui è l'unico giocatore entrato dalla panchina fino a questo momento, l'unica sostituzione seguita ad opera del tecnico Cutone, va al traversone basso, interessato il tiro e c'è la gran parata da parte di Lori sul tiro di Falconieri, ancora il Sant'Arcangelo che insiste, prova la formazione giallo-blu ad andare vicino al bersaglio, vicino al raddoppio, ma c'è andata un attimo fa, forse Lori si è anche aiutato con l'aiuto del paro. Ancora una volta il Sant'Arcangelo vicinissimo al raddoppio, occorre dire che sta meritando la formazione di mister Cutone. Qui c'è un terzo cambio, sta per entrare in campo al minuto 28 della ripresa il numero 17, si tratta di Cognigni che ha preso il posto del giocatore San Pietro.
Questo è il terzo e ultimo cambio della formazione di Cornacchini, che si gioca il tutto per tutto. Vediamo se ci sarà anche la risposta dell'Ancona, che fino a questo momento, ricordiamo, non è arrivata, anzi ha rischiato di subire il raddoppio. Proprio Cognini tocca il primo pallone, prova a innescare il compagno di Sai, ma viene fermato Paoli, che recupera il pallone a centrocampo. Adesso l'Ancona davvero è chiamata alla risposta, prova a sfondare sulla parte destra, c'è un traversone interessante, viene rinviato il pallone dalla formazione gialloblu, ancora Tulli in area di rigore, Tulli serie di finte, ancora Tulli, prova a innescare il compagno, recrimina un calcio di rigore per un tocco di mano che non c'è in verità, lascia giustamente proseguire il direttore di gara. Questi invece Dierna, che allarga il gioco in favore di Dorazio, traversone al centro, scusate, Parodi, traversone al centro, viene deviato, Manardi evita il calcio d'angolo e dunque è sempre il Sant'Arcangelo che gestisce ottimamente il pallone. Sicuramente a livello di prestazioni una delle più belle gare interne del Sant'Arcangelo di questa stagione. C'era stata quella brillante contro il San Marino qualche settimana fa, e poi è arrivata anche una bella prestazione contro tutto quello, in virtù anche di una sconfitta, però il Sant'Arcangelo aveva dimostrato di essere in partita fino all'ultimo minuto, aveva pagato caro delle disattenzioni difensive, ed oggi la terza partita davvero che vediamo un buon calcio espresso dalla formazione di Cutone, sottolineando per l'appunto ancora una volta che ci sono davvero tantissimi infortunati nella formazione gialloblu, ma anche due squalificati su tutti, ovviamente il bomber Guidone e il centrocampista Francis Obeng. Assenze non da poco, soprattutto per una realtà come il Sant'Arcangelo, occorre dirlo. Intanto c'è l'Ancona che prova a ripartire. Questi è il numero 7 Tulli che prova ad andarsene sulla sinistra, viene fronteggiato anche da Bisoli, qui Bisoli non va da spese e va a cercare direttamente le gambe dell'avversario, stende il giocatore ex Rimini e viene ammonito dal direttore di gara. Qui Bisoli non protesta neppure, in verità nemmeno il pubblico. Al minuto 30 dunque, anzi al 31esimo che scatta adesso, viene ammonito anche Dimitri Bisoli. Ammonizione giusta a nostro modo di vedere, andò direttamente sulle gambe il centrocampista del Sant'Arcangelo. Calcio di punizione che sta per essere battuto dal numero 15 Lisai. Vuole rispondere l'Ancona. Non ci sta a perdere la formazione di Giovanni Cornacchini, ma come dicevo non sono arrivate azioni pericolose. Traversone intanto al centro, calcio di punizione battuto da Lisai, recupera poi lui stesso la sfera, prova ad andarsene, di nuovo traversone al centro, c'è un colpo di testa eseguito dal centrocampista Bisoli, che ha subito anche una carica segnalata dall'assistente del direttore di gara. Infatti si tratta di calcio di punizione per la formazione gialloblu che sta per essere battuto dal capitano e portiere Michele Nardi. Tutto pronto per questo calcio di punizione che avviene in questo istante. Lancio lungo a cercare i centimetri del Respinis, qui chiude Dierna ottimamente. In avanti Tulli, scambio con Paponi, due partner d'attacco. Paponi poi riesce comunque a seguire nuovamente Tulli, che ha ancora lo sprint e la forza per insidiare la retaguardia gialloblu. Pallone smistato a centrocampo, qui serie di finte di Camillucci, lancia a cercare il compagno, apertura di Paoli poi in favore di Tulli, cerca di andarsene Tulli sulla parte sinistra, fronteggiato da due avversari, ancora Tulli, poi voleva l'assist per il più vicino Paoli, tentativo neutralizzato, rimessa a tre, già battuto da Paoli, lancio indietro per il numero 6 Mallus, ma c'è un offside e dunque calcio di punizione fischiato a favore del Sant'Arcangelo. Scorrono i minuti, siamo giunti al 33esimo della ripresa. Il Sant'Arcangelo conduce per 1-0 in virtù del gol di testa siglato dal centrocampista Dimitri Bisoli, alla prima gioia in stagione, e ricordiamo che l'Ancona nel primo tempo al 34esimo ha sbagliato un calcio di rigore con Tulli. È stato bravo Michele Nardi, portiere del Sant'Arcangelo, a neutralizzare il tentativo dell'attaccante biancorosso. Intanto De Respinis prova ad andarsene, resiste una carica ancora De Respinis, va al tiro e qui è bravissimo Lori a evitargli il gol del KO.
Vero, De Respinis sfortunato, meriterebbe maggior fortuna l'attaccante ex Mantova, ma c'è da dire che sulla propria strada ha trovato Lori, che ancora una volta è stato decisivo per tenere a galla i propri compagni di squadra. Ma l'Ancona davvero concede molto. Se nel primo tempo la prova dei centrali difensivi ma dell'intero reparto arretrato era stata quasi perfetta, nella ripresa non possiamo dire che sia stata la stessa cosa. Troppi gli spazi concessi dalla formazione di Giovanni Conacchini e da una squadra che comunque è lanciata verso la zona playoff. C'è da attendersi maggiore attenzione. Così non è stata. Grandissima partita fino a questo momento del Sant'Arcangelo, che onestamente, occorre dirlo, ha fatto la partita di sacrificio rinunciando a tantissimi giocatori per infortuni e per squalifica, e sta portando fino a questo momento a casa i 3 punti. L'Ancona non ha ancora risposto al gol di Bisoli con azioni che hanno impensierito la porta di Michele Nardi, e ripeto, in verità ci aspettiamo qualcosa di più dalla formazione di Conacchini. Vedremo se per l'appunto in questi 10 minuti finali ci sarà la risposta della formazione ospite, che continua comunque ad attaccare. Lo fa adesso con Tulli, traversone al centro, qui interviene ottimamente di testa Claudio Cola, Falconieri che si libera del pallone, forse anche con una manata, e l'arbitro vede la manata di Falconieri, attenzione che era stato già ammonito e dunque verrà espulso. Qui c'è stata una manata di Falconieri e l'espulsione di Falconieri al minuto 35. Bisogna essere obiettivi e dire, ovviamente senza l'aiuto della regia, ma con quello che sto vivendo io commentandovi la partita in diretta, queste sono manate involontarie. Non c'è stata assolutamente la volontarietà da parte di Falconieri di liberarsi dell'avversario con una manata e andare dritto verso lo specchio della porta. È stata un po' eccessiva la decisione arbitrale, che ripeto, a mio modo di vedere, nonostante le tante proteste anche del pubblico locale, è stata perfetta. Sul volo sul discorso del calcio di rigore, qui c'è l'altro fuorigioco intanto fischiato questa volta al numero 16 Tavares. Sul volo sul calcio di rigore, perché purtroppo la moviola non ci aiuta, e quindi invito a voi spettatori subito dopo la cronaca di questo match a sintonizzarvi sul sito SportTube per poter vedere anche gli highlights e quindi giudicare voi stessi. Però ripeto, in diretta, vedendo appunto l'azione che è avvenuta proprio sotto la nostra postazione, ci è sembrato un po' eccessiva l'espulsione di Falconieri, perché era sì lanciata a rete, ma per liberarsi del pallone non ha effettuato, a mio modo di vedere, non ha dato una manata appositamente all'avversario. Intanto sta per entrare il numero 18, anzi scusate, il numero 16 Pedrabissi del Sant'Arcangelo. Vedremo di chi prenderà il posto, perché ovviamente adesso la formazione di Cutone è chiamata a difendersi e l'Ancona è chiamata ad attaccare, perché giocherà gli ultimi 9 minuti con l'uomo in più. Vedremo se ci sarà finalmente la risposta chiamata dalla formazione dorica. Per il momento il Sant'Arcangelo, che continua a giostrare il pallone, lo fa con Garuffi, ancora Garuffi cerca di andarsene, lo chiude ottimamente Dierna, però addirittura Dierna guadagna anche una rimessa laterale. Intanto sta per essere eseguito il cambio che avevo chiamato poc'anzi, quindi entrerà in campo il numero 16 Pedrabissi, anzi scusate, questo è invece il numero 13 Adorni, che prende il posto di Garuffi. Quindi al minuto 37 della ripresa Adorni, sì. Entra in campo il numero 13 Adorni ed esce il giocatore Garuffi. E dunque applausi meritati anche per il centrocampista ex Catania, arrivato nel mercato di gennaio, Garuffi. Colpo di testa, Tulli in area di rigore va a cercare l'inserimento del compagno, l'ultimo entrato, ovvero si trattava di Cognigni, che non può arrivare sul pallone. Ci arriva invece Michele Nardi. Scorrono i minuti, adesso è importante per la formazione di casa mantenere il possesso palla, tenere il più possibile lontano gli avversari dalla propria area di rigore.
rimessa che sta per essere affidata all'Ancona con Dienna che rimette in gioco il pallone, poi la sfera viene smistata a centrocampo, toccata dal numero 11 Paoli, poi alza la sfera il numero 2 Parodi. Tulli alla battuta, viene contenuto e murato dalla difesa gialloblu, ma qui l'arbitro fischia un calcio di punizione. Continua a lamentarsi il tecnico Agattino Cutone sotto la nostra postazione, invece Cornacchieni continua a incitare i propri giocatori, chiamandoli ovviamente a rendersi maggiormente pericolosi nell'area avversaria. Intanto c'è un calcio di punizione per l'appunto fischiato a favore dei Dorici. Sul punto di battuta c'è Tulli che probabilmente toccherà il pallone per la potenza di Paponi. Paponi prende un'apposita rincorsa, vicino a lui c'è anche Camillucci, a mio modo di vedere sarà proprio Paponi a cercare la battuta verso lo specchio della porta, posizione centrale, siamo circa 22-23 metri dalla porta difesa da Michele Nardi. Parte Paponi, il tiro viene contenuto, murato dalla barriera gialloblu, ancora Parodi, pallone che scorre in area di rigore, c'è la conclusione, pallone che si spegne a fondo campo, ci ha provato questa volta il numero 11 Paoli, ma c'è stata una deviazione secondo il direttore di gara e dunque altro corner per l'Ancona, il quarto di questa battuta, di questa partita. È stata una deviazione vista dall'assistente del direttore di gara, prontamente segnalate, dunque calcio d'angolo a favore dell'Ancona che da qualche minuto dopo l'espulsione di Falconieri si sta rendendo pericolosa con l'uomo in più in area avversaria. Battuta corta, fuori a cercare Camillucci che prova la conclusione dalla distanza, ma c'è un fallo visto dal direttore di gara e dunque calcio di punizione affidato al Sant'Arcangelo. Cerca di velocizzare i tempi la formazione dorica con il pallone recuperato dal giocatore in maglia rossa, si trattava del numero 11 Paoli, che ha invitato subito Nardi a riprendere il gioco, lancio lungo di Nardi a cercare De Respinis che non aggancia la sfera, dunque rimessa laterale per l'Ancona che adesso tenterà il tutto per tutto in questi minuti finali. Siamo giunti a 41esimo, dunque 4 minuti più recupero alla fine del match, pallone affidato al numero 2 Parodi, in avanti a cercare Tulli, chiuso ottimamente da Traoré, ancora l'Ancona che ma la battuta Parodi all'indietro per il numero 11 Paoli, lui va al lancio lungo a cercare la torre, Paponi che viene anticipato a sua volta dal numero 17 Conigni. Troppo lungo per tutti il pallone che teme direttamente dai guantoni di Nardi che va in rinvio a cercare sempre delle Respinis. Questo sarà lo schema che vedremo fino all'ultimo secondo del match, perché non potrebbe fare altrimenti la formazione di casa che vada giustamente a difendersi a denti stretti questi 3 punti che sta ottenendo con un avversario più blasonato. L'Ancona prova a spingere, lo fa adesso con il numero 6 Mallus, ancora appoggio per il compagno più vicino, spinge sulla destra adesso la formazione dorica, c'è Camillucci dietro il compagno a chiamare palla, ma arriva sempre Malus per primo, lo affida a Paoli, questi è invece Dienna che prova a spingere lui sulla destra, traversone al centro, ribatte Giovanni Rosso, lontano il pericolo, ma ancora tra i piedi di Dienna che prova a sfondare, serie di finte, c'è Paoli che recrimina il pallone, viene servito adesso, Paoli traversone al centro dell'area, Nardi esce non esce, pallone che rimane Nicolini che lo colpisce ma ha commesso fallo su Traoré e dunque calcio di punizione affidato al Sant'Arcangelo Calcio. Minuti che scorrono, minuti preziosi soprattutto per la formazione di casa che sta ottenendo i 3 punti in virtù del gol siglato al minuto 60 da Dimitri Bisoli. Siamo al 43esimo, 2 minuti più recupero alla fine del match. Sbraita davanti alla nostra postazione Giovanni Cornacchini, quasi ad entrare in campo a volere questo pareggio. Cutone invece invita i suoi alla calma, a gestire meglio il pallone. De Respinis intanto protesta per un fallo subito, ma l'arbitro lascia proseguire. Allora si riparte con l'Ancona che spinge sulla destra, formazione di mister Cornacchini alla disperata a cercare questo pareggio, lancio troppo lungo per Paoli che comunque ci mette la zampa definitiva per
riuscire a far passare questo pallone che viene recuperato dai giocatori del Sant'Arcangelo, poi viene buttato in avanti senza guardare. Qui interviene per primo Lori sul pallone, all'indietro per Parodi, non perfetto nel passaggio al compagno, poi arriva Tocordò che di testa a centrocampo colpisce per primo il pallone, Lisai all'indietro, Malus, Parodi, lancio lungo, a pescare Paponi, spalla alla porta, non appoggiato per il compagno più vicino, lancio in area di rigore, qui Dierna non riesce ad alcanzare la sfera che termina direttamente a fondo campo. Sicuramente qualcosa da rivedere per l'Ancona, prestazione non brillante quest'oggi, questa sera degli uomini di mister Cornacchini. Tanto sta per essere annunciato il recupero e viene ammonito anche Michele Nardi, nel frattempo reo di aver tardato il rinvio, all'ennesimo ammonito del match. 5 minuti di recupero, dunque 5 minuti di speranza per l'Ancona e 5 minuti dove il Sant'Arcangelo dovrà stringere i denti. Vedremo se gli uomini di Cutone avranno la meglio su Cornacchini oppure se sarà Cornacchini a sorridere per un pareggio insperato. Godiamoci questi ultimi 5 minuti. È Dierna che gioca il pallone, lo affida in questo momento al giocatore più vicino, si tratta del numero 6 Malus, traversone basso, scambio con il numero 16 Tavares, lascia giocare il direttore di gara perché il Sant'Arcangelo comunque ha recuperato ottimamente il pallone, lo fa con dei Spinis con la fida al compagno Tocordò, serie di fite, ancora il Sant'Arcangelo prova ad andarsene, dalla parte opposta c'è Bisoli che recrimina il pallone ma non viene servito, ancora il Sant'Arcangelo, pallone al centro dell'area, Bisoli non riesce ad arrivare sul pallone, poi in qualche modo anche Parodi riesce comunque a liberare la propria area di rigore, ancora Parodi, è lui che sprona i compagni ad andare a insidiare l'area avversaria, Parodi si libera poi della sfera, la fida adesso all'indietro per in avanti per la corrente numero 5 di Enna, ancora l'Ancona all'indietro il pallone, lancio in avanti, colpo di testa e Nardi c'è, bravissimo Nardi nel distendersi a far suo il pallone, a difendere questo vantaggio, prova a disturbarlo anche Lisai, dunque Nardi sta per eseguire il rinvio con molta calma e Cottore sta per giocare anche la carta Graziani nei minuti di recupero, il bomber è tascabile, dunque per guadagnare tempo e dare la possibilità anche alla propria squadra di affondare in fase di ripartenza. Dunque vedremo di chi prenderà il posto Ciccio Ivan Graziani, sta per entrare in campo. Eccolo qui, prende il posto di De Respinis che a mio modo di vedere ha giocato un'ottima partita, esce tra gli applausi proprio il numero 9, ex giocatore del Mantova, terzo e ultimo cambio dunque per il Sant'Arcangelo, numero 18 Graziani che prende il posto di De Respinis al minuto 46 della ripresa, quasi 47esimo. Eccolo qui, De Respinis. Avevamo detto che premiavamo i migliori in campo per quanto riguarda le due squadre, possiamo dirlo, siamo entrati al secondo minuto di recupero, nel secondo minuto di recupero sicuramente per il Sant'Arcangelo ottima prova di Bisoli in virtù anche del gol siglato e poi subito dopo arriva De Respinis, partita di sacrificio per lui, davvero ha preso tantissimi calci, tantissimi palloni recuperati di testa negli ultimi minuti, come vi dicevo poc'anzi, vi raccontavo lo schema del Sant'Arcangelo era palla lunga di Nardi proprio per lui ha giocato un'ottima partita in fase di protezione del pallone, spalle spesso alla porta ma non poteva essere altrimenti. Queste sono partite di sacrificio dove occorre oltre all'intelligenza tattica metterci anche il cuore, lo spirito e sicuramente De Respinis va premiato anche per questo, come lo stesso Dimitri Bisoli che ha trovato una deviazione vincente che consente fino a questo momento a Sant'Arcangelo di imporsi. Attenzione con il Sant'Arcangelo, il tiro che termina sull'esterno della rete, vicinissimo al raddoppio la formazione giallo-blu. Per quanto riguarda l'Ancona, primo tempo ottimo da parte di Tulli nonostante il rigore sbagliato, poi nella ripresa si è perso anche lui, forse demoralizzato proprio dall'esecuzione sbagliata. Ci sentiamo di premiare il giocatore in maglia numero 4 Camillucci, sicuramente tra i più positivi per quanto riguarda il centrocampo della formazione marchigiana.
lancio lungo a cercare proprio Ciccio Ivan Graziani, l'aveva chiamato in campo proprio Cuttone per giocare in profondità, per guadagnare metri. Qui non è stato perfetto, ma manca 1 minuto e mezzo alla fine del match e l'Ancona alla ricerca del pareggio isperato. Adesso pallone tra i piedi del numero 6 Malus, l'unico ammonito della formazione dorica, prova a salire lui, intanto continuano a urlare a squarciagola i 30 tifosi arrivati da Ancona qui a Sant'Arcangelo a sperare ancora nell'impresa. Intanto Graziani, appoggio per Traoré, stanco, riesce comunque a tenere in campo il pallone, poi guadagnare anche una rimessa laterale, così non è, secondo il direttore di gara. È pronto adesso il giocatore in maglia numero rosso, numero 2 Parodi, all'indietro per il numero 6 Malus, lancio in avanti a cercare a testa dei compagni, poi va la deviazione di Sai, viene contenuto dal muro difensivo giallo-blu e poi spazza saggiamente il pallone in avanti Possenti senza correre rischi. È entrato, ricordiamo, anche Adorni per quanto riguarda il Sant'Arcangelo. Ancora la formazione dorica, 15 secondi alla fine del match, davvero fasi finali. C'è il traversone a cercare Paoli, pallone basso, il tiro di Tulli, pallone che sfiora il bersaglio, ma c'è stata una deviazione, l'avevamo vista dentro questa pallone, c'è stata la deviazione finale di un difensore del Sant'Arcangelo. Il quinto corner per l'Ancona contro i 7 battuti dalla formazione di casa, traversone al centro, pallone che rimane lì, si aspetta solamente il fischio del direttore di gara che arriva adesso. Il Sant'Arcangelo centra l'impresa, batte l'Ancona per 1-0 decisiva. La marcatura di Bisoli al minuto 60 della ripresa, ha sfruttato nel migliore dei modi un cross dalla destra, colpo di testa con il centrocampista figlio dell'ex allenatore del Cesena Pierpaolo Bisoli, che ha trovato il gol della vittoria. L'Ancona che ha fallito il gol nel primo tempo, dagli 11 metri si è presentato il giocatore Tulli al 34esimo, che si è fatto neutralizzare il calcio di rigore dall'attento e bravo Michele Nardi. Nella ripresa abbiamo assistito a una partita con il Sant'Arcangelo che ha schiacciato la retroguardia dell'Ancona, non con azioni decisive ma soprattutto non con conclusioni, scusate, ma soprattutto con azioni che hanno creato comunque scompiglio alla retroguardia dell'Ancona. Prima o poi gioca e rigioca, il gol lo prendi, e così è stato quando Bisoli al 60esimo ha trovato la deviazione vincente. Andiamo a dare qualche statistica per quanto riguarda il match. Questa partita si è giocata di fronte a 430 spettatori, 30 circa i supporters provenienti da Ancona. Gli angoli sono stati 7-5 a favore del Sant'Arcangelo. Per quanto riguarda gli ammoniti sono stati nell'ordine: per il Sant'Arcangelo ben 6, ve li diciamo nell'ordine, sono stati il numero 10 Ridolfi, il numero 9 De Respinis, il numero 11 Falconieri, il numero 5 Cola, il numero 7 Bisoli e il numero 1 Michele Nardi. Per quanto riguarda l'Ancona, l'unico ammonito è stato il numero 6 Malus. Le sostituzioni: al 18esimo, iniziamo ovviamente la formazione di casa, al 18esimo minuto della ripresa è entrato il numero 16 Petrabissi, che ha preso il posto del numero 10 Ridolfi. Poi è entrato al 37esimo, quindi nei minuti finali del match, il numero 13 Adorni, che ha preso il posto del numero 8 Garufi, e al 46esimo, nel più dei 5 minuti di recupero, è entrato il numero 18 Graziani, che ha preso il posto del numero 9 De Respinis. Per quanto riguarda l'Ancona, nell'ordine ve le diciamo: al 9 minuto della ripresa è entrato il numero 15, si trattava di Risai, che ha preso il posto del numero 3 Dorazio. Poi sempre al 9 minuto è entrato il numero 16 Tavares, che ha preso il posto del numero 10 Bondi. L'ultima sostituzione è stata eseguita al minuto 28, dove è entrato il numero 17 Cognigni, che ha preso il posto del numero 8 San Pietro. Abbiamo premiato come migliori in campo per quanto riguarda il Sant'Arcangelo Bisoli, per quanto riguarda l'Ancona Camilucci. Vi ricordiamo anche i minuti di recupero: 1 nella prima frazione di gioco, 5 nella seconda frazione di gioco. Vi ricordiamo il risultato finale: il Sant'Arcangelo si impone qui allo stadio Valentino Mazzola nel 31esimo turno di Lega Pro girone B per 1-0 sull'Ancona. Ha deciso il gol al 60esimo di Dimitri Bisoli. Da Daniele Manuelli è veramente tutto, a voi tutti una più cordiale buona serata. Linea alla regia.